Marciano in migliaia in una domenica assolata. Le bandiere della Serenissima colorano il centro di Bassano, mentre da tutto il Veneto si radunano in corteo per chiedere l'autodeterminazione. È un Veneto che vuole essere libero, un Veneto che vuole essere indipendente, un Veneto che vuole autogovernarsi con le proprie risorse e quindi vuole tornare ad essere quello che è stato per 1100 anni, una repubblica indipendente e sovrana. Con il comitato Il Veneto Decida c'è in prima fila anche il governatore Luca Zaia, con lui il presidente della provincia Muraro. Questi signori che sono alle mie spalle, che sono davanti a me, che sono ai miei fianchi, sono veneti. E il governatore ha l'obbligo di essere a fianco a tutti i veneti, soprattutto in un momento di difficoltà come questo, e penso che l'istanza portata avanti da Veneto Decida sia un'istanza che comunque tocca le corde del normale e civile confronto democratico. E lasciamo la terra da cui siamo nati, i nostri affetti, i nostri amici. Veneto, libero! Autodeterminazione grazie alla sovranità popolare, perché devono essere i veneti a decidere, sostengono dalla piazza. Ci sono i trolley dei tanti giovani pronti a lasciare l'Italia se non si cambia e si chiedono indipendenza o partenza. Andare oltre la Costituzione, non in conflitto, federalismo, devolution, tutte operazioni fallite, dicono, perché richieste fatte a Roma. Bisogna agire invece con la forza di un progetto nuovo, compatibile con la legalità. Il problema è, detto in una battuta, ed è una domanda, o fallimento italiano o indipendenza veneta. Io voglio vivere.